Io porto a nome del sindaco e dell'amministrazione comunale i saluti dell'amministrazione e anche ringraziamenti sia all'associazione Nino Carlus che alle personalità presenti che hanno accettato di partecipare a questa iniziativa. Non voglio, le mie saranno solo due parole così di riflessione, non direttamente legate a quello che è l'argomento del convegno, perché ritengo che vi siano a questo tavolo persone che meglio e in maniera più approfondita di me possano affrontare il tema che siamo chiamati a discutere oggi. La mia riflessione è legata un po' a quello che è anche il mio ruolo nell'amministrazione comunale e il ruolo dell'amministrazione, diciamo, più in generale. Io ritengo che parlando dello sviluppo di un territorio e quindi dello sviluppo anche di una comunità come è quella bororese, non si possa non legare la riflessione, diciamo, sull'industria, la riflessione quindi sul futuro, diciamo, dell'economia del nostro territorio e delle nostre zone, con altri aspetti che sono altrettanto importanti, anzi sono a mio avviso strettamente legati con lo sviluppo di un territorio e con la civiltà e il progresso di un territorio. E quindi la prima riflessione riguarda la formazione, come diceva giustamente Fausto, e quindi riguarda la scuola. Io credo che da nessuna parte vi possa essere sviluppo senza una scuola che funzioni. E quando parlo della scuola parlo naturalmente della scuola nel suo complesso, quindi io credo che il primo punto di partenza debba essere per noi tutti, con le diverse responsabilità che ognuno di noi è chiamato ad affrontare, e quindi il rilancio della scuola pubblica, ridando alla scuola qualità, ridando finanziamenti, ridando strutture, dando ai nostri giovani la possibilità di accedere alla formazione alta, alla cultura alta, perché io non credo che vi possa essere sviluppo senza scuole, senza cultura. Un altro elemento che secondo me è fondamentale è quello dei servizi. Nelle nostre piccole comunità, con le risorse sempre più ridotte che noi abbiamo difficoltà veramente a passare dall'assistenzialismo pure semplice ad uno sviluppo della qualità dei servizi al cittadino, alla persona, che sono fondamentali, perché le nostre comunità hanno bisogno di poter avere servizi di qualità, di poter accedere ai servizi di qualità così come gli altri territori. E anche per questo occorrono sicuramente risorse umane, professionali, competenze, ma occorrono anche finanziamenti, occorre anche ripartire da questo. I nostri territori cercano in qualche modo di superare i loro localismi, il loro isolamento, le loro marginalità e lavorare assieme, però siamo sempre più in sofferenza, ci troviamo sempre di più in difficoltà da questo punto di vista. Quindi io approfitto di questa occasione così importante per rivolgere un invito proprio a chi ha responsabilità politiche a diversi livelli, perché si rifletta anche su questi aspetti che a mio avviso non sono secondari per lo sviluppo di un territorio.